questa attività artigianale è nascuta dalla necessità di rimettersi in zucca. I miei genitori avevano fabbriche di acciai con una decina di dipendenze e dai primi anni dal 2000 è stata una crisi del settore e hanno serrato l'attività. Mia Marica vuole sempre un in long ha pensato di avviare un'attività di ricams e quindi ha comprato una piccole macchine da ricamare familiare e ha preparato dei souvenir per i negozi locali. Da lì abbiamo veduto che azive bene le richieste, abbiamo inviato i nostri negozi e la parte di laboratori. Mame, è arrivato un ordine da spedire dopo mesi con una poesia particolare. Bisogna stare attenti un attimo ai colori, Sance. Ok? Io avrei voluto fare all'inizio costumes per lo spettacolo. Dopo mi sono appassionata a questo monte, quindi ho continuato l'attività di fame con la Smessaurs. E quando ero piccola facevo i vestitini per le bambole, sì, così fai da te. Però sì, era per zuc, ecco. Dopo è stata la fase adolescenziale, ovviamente abbiamo lasciato nato in piardi, però comunque abbiamo fatto i nostri studi, sempre in ambito dal così, e dopo si è iniziata alle sdute qui. In casa era sicuramente mia madre che faceva i scarpezzi, ricamava i scarpezzi, la stomaia delle scarpezze per une femmine che in forra. Però anche la smesave aveva la passione dal così, quindi aveva un'eredità che sbagaglio, ecco. Chi in Ciarnie era tradizione ricamare, ovviamente a man. Noi si viene imparata appunto da mia madre, però la necessità in questi tempi è da ricamare in maniera molto veloce e voluta subito e quindi viene trasformato il ricamo tradizionale in un ricamo un po' moderno e tecnologico, se volendo. Quindi per creare i nostri prodotti doprano il classico ricamo a man, ma li facendo con le macchine industriali. Per creare dei disegni che richiami la tradizione, di solito a un museo, estrapolano il disegno originale, li trasformano graficamente per dopo creare il prodotto finito che ha di che anime originale, però è completamente ovviamente trasformata dalla sua essenza. Una fonte di ispirazione è stato il Gugliet, che sarebbe il cuoricino dalla Ciarnie, che ha queste forme particolari. Era un cuoricino di metallo che si leava qui sul flanco dal grumale e serviva per proteggere i flanks dalle femmine dal ferro da calza, che era sempre in movimento, perché queste femmine si zivano, a pascolare con la svace e intanto sferruzzave. Se chi ven fatti, se giusta ai musei, al Gortania, a Tumiezzo, pur il filo dei ricordi che io a far disore, ven sciolto un corisin, gli avvenne estrapolato proprio l'immagine, creato digitalmente e trasformata in ricam. Si c'atton dal museo il filo dei ricordi. Il l'ho chiamato così perché questo filo dei ricordi non si fa di smintiare il nostro passato e oltretutto chi è tutto un filo, ricamato, cosito, tessuto al tilai, anche perché. E a chi va proprio tutta la storia delle nostre femmine che si faceva di inviare quando di fuori ne viava. Prima di tutto si faceva il corredo per se si faceva la marità o addirittura se era una fantasciuta che aveva imparato a ricamare, insegnava a ricamare per se calca si aveva da fare.
isivi dalla suoras, non mi pensavi neanche del tempo, perché partivi alla snow di Banora e alla 4 scugniva a mandarmi a casa, perché io sarei stata qui. Una volta quasi tutte le femmine faceva il soccorredo personale, sempre che sapeva ricamare, o se no magari se io sapevo ricamare lo facevi anche per me solo, per la mia sorella o per mia cugina, però sempre più o manco per personale. Io hai tutta la mia dote ricamata da me, non hai mica niente. Appena sposata, io già vado al blion matrimoniale perché mi ha voluto un dì a Soprisalo. Quando staccava da Pisa, la staccava già a ricamussà, a ricamà, mentre di fantassus si va magari col nonno dalla falegnameria, no? Fa imparare a fare il marangon, la fantassuta si insegnava subito a mettere la gusela. Che si maridavi o no, staccava mettiò, in chi sta scassapancas, staccava mettiò la soduta. Che chiamano la dota, no, sin for. Che dopo questa dota, questo corredo, al veniva tutto quantificato in quello che si maridava, in besi, in soldi. E che dopo magari faceva la parte della sua dote, di tutte, della famiglia. E poi che tirava i tutai, diceva tutto a svuota vonda e non stava via partendo noi altri a chi. E la tessitura era una roba grandiosa, perché staccava già coltivassi all'in e la cianapa, per dopo lavorarsela, prepararla, filarla e tessila e preparare i vestidus o i bliun, so se che serviva per la famiglia. Nivon chatat, pochissima roba di indumenti di che bei vestis da festa di una volta, perché von capire per secca, ma manca si usurava sti vestis, lo rifaceva sempre i vestiti pipisal, fin qua che l'ultimo toccut si va a finire dalla sola dei scarpes. Grazie alla gente di For che si adatta tantissimo per i risultati sui scansei, che ha capito il valore, mettila chi è esposta, la caduci poteva vedila e ammirala, qui dentro si è avviato un mondo fantastico che ne arriva neanche a immaginare, se tanta roba che salta fuori proprio da questi scansei, da contarsi la storia di For e di questa femmina oltretutto. Si capite spesso di collaborare con altre aziende e quando associate dalle anime affini hai anche il risultato che si può creare, quindi non si viene in aziende che si spon a fare delle robe che non sono in grado da fare e si completano in un certo senso così. E per esempio c'è stato un laboratorio artigianale che è a 100 km da qui, però arrivano a collaborare ogni mese alla fine, creando, non sai, corsi, events. Quando si tratta di la combinazione uste, non importa neanche la distanza, ecco. Per le ceramiche finite si ha di scominciare da lattiare e si fa come che si facesse dai biscotti in casa. Si tagliano, dopo io faccio i bus e io metto a suia. Dopo 1 o 2 giorni sono sus e alle tutto il lavoro di cure di rifiniture dai tox.
In fora vanno a 980 gradi più o meno per la prima cottura. E si può decorare. Si decora con dei colori, dai pigmenti, dai ossidi, dai colori per la ceramica e con quel che diventerà il vero finale, o si mette uno smalto. Con quel decoro qui avanti in fuori, a una temperatura un po' più bassa, e chi spara i bottoni che sono fatti in tradizioni italiane, cioè i bottoni sono i toxi della tradizione italiana. Invece tutto il lavoro con la porcellana, col grasso, è un lavoro differente, si cucina a 1250 gradi, più o meno, un po' manco o di più a seconda dalle tiere che si doprono. È sempre fatto lavoroso, non sai che si può dire, ma insomma di piccole era un giornale Miau che era con lavoresse, robe, ma Mari mi faceva sempre fare, sì, tagliare, incollare, fare robe, mi è sempre piaciuto. Io ho studiato informatica, ho lavorato come informatica per 15 anni. 12-13 anni fa mi arriva una mail di Attiva Lab che faceva un corso di ceramiche con Elena Borgna, un'altra femmina che fa ceramiche anche io. E ho fatto questo corso e mi è piaciuto. Dal 2011 ho lasciato il lavoro che avevi e plan plan che allenati i laboratori. Sì, di subito ho cominciato a fare bottoni così per fare esperimenti. Dalla indenante ho capito che porti con loro la storia dalla tiare, perché sono fatti di argilla che si forma in milioni di anni. A favore di dove che arrivi, insomma, di dove che vivi. E poi dopo è il lavoro manuale, per fare, per curare, per avere un prodotto finale che è bel di iodi, che ha l'emozione anche. Ciò che mi piace è che hai capito nome col team perché il mio non è un lavoro che finisce qui. Chi sbottoni a viaggi con le persone dal mondo e a mettere in moto anche la loro fantasia e la loro creatività. E chi sta le biel perché mi arrivano ogni di foto o messaggi che li dopre che in tutte le forme, no? Sì, non ho messo un vestito o altro, insomma, no? Una roba che ho scoperto che ho avuto al museo etnografico è che ieri una via di ceramisti, via Grazzano. Ma il Friuli è di sempre, insomma, una terra di lavoratori, di artigiani. Un look veramente particolare, importante per la nostra cultura e al museo che è dedicato a Gortani a Tomieci. All'età caduta dal 1920, quando Gortani ha deciso di mettere dai oggetti che ha chiatato a Torpa Chiarnie. Chiacchierare di Gortani per noi è importantissimo, anche perché quest'anno sono i 60 anni dal museo. Lui è stato senatore, è stato deputato, ma soprattutto lui è stato padre costituente. Era convinto che l'artigianato dal territorio montano e soprattutto la manualità, l'ingegno delle persone che vivono in zone come queste sarebbe stata la salvezza dal territorio montano.
alla di chiacchieratante dall'artigianato. E infatti ha un articolo simpita nesta Costituzione che valorizza il valore dell'artigianato. Dal 1963 aveva tante collezioni che si è deciso di fare una fondazione e soprattutto di togliere questi palazzo Campeis e metti oltre 8.000 oggetti dall'artigianato Tiarniel. Voi che patrimoni, allo si può girare per questi stanzi, naturalmente si chiacchiare di len, si chiacchiare di pierre, si chiacchiare di ceramiche, si chiacchiare di tessuti, si chiacchiare di tutte quelle che erano le attività artigianali su questi territori. L'oggetto che poi è presente al museo è il platei. Il platei è un chiadin, un lavoro largo, da che la decorazione è dai bordos. I ceramisti hanno fatto come planelle, ma erano bravi tornitori, erano definiti scugelari, perché la produzione poi importante era che li fa scugliere. Tanto il fatto che il plat non aveva tanta importanza in chiarni, perché da scugliere sta sia il purcit che la polente che il minestrone. In Carnia non è mai arrivata la maiolica. L'oggetto è sempre stato cosparso di un velo di argille blanche e su queste argille blanche è stato mettuto un colore, però prima è stato graffito, che è una tecnica medievale e che chi ha continuato e si presenta anche in epoche moderne. I crepes di fuoco invece venivano doprati per metterli direttamente a contatto con la fiamma e quindi sono neri, hanno una particolarità, sono le spignate in pratica perché sono a forma di pigne, sono leggerissimi, io non so perché probabilmente erano stampate con una sfoglie di argille e mettere ad umido i tox in pratica. Una volta non si comprava il pane perché si leva un mulino, il frumento, e si beve la farina di flor in chiesa, allora si faceva il pane. E la coce era di crepe una volta, non lunghe come queste, non esistevano che grandi così, dure, che si mettevano a queta al forno. E dopo si mangiava in quella sedone e si faceva il giuff. Ogni giorno a mattina si mangiava il giuff con la coce. Ecco, allora come mettevo un inino di miele perché la nonna ha sempre detto che non avevano le api. Ha sempre detto che aiuta la lievitazione. Veniva il mulinar con una carretta, con un chiaro grande, e aveva il cavallo col campanello che sotto, no? E non si sapeva quando passava il mulinar. Allora se non aveva in team di là a Mulin, fin là insomma, si deve a lui, si deve il sac blanc per mettere la farina e la blave oppure il formento. E dopo lui, quando aveva ingiamasanato, tornava a portare la semole e la farina. È un pan come che l'altro, non è che l'ha che può di coce dentro, insomma. Tutto lì il segreto. E perché si la sveve, si metteva in campagna e arin, e se la doprava.
e non è tanto un problemone, alle gusto farlo perché ti dà soddisfazione. Allora, come il pane è fatto. E così si lascia il pane lievitato, tapponato in un ambiente caldino, così. E dopo, quando si vede che è raddoppiato, che va quasi fuori dal chiosco, lo diventa così, bello. Lo vedo. C'è bene il calè. Ecco, vedo. C'è lievitato che l'ha fatta. Ecco che qui è la treccia. Ecco la treccia. Ecco. Ah, ecco, ma ovvio, c'è bene. Chi ha il pan pronto, no? Il pan fatto con la croce, che gli piaceva almeno a Mario, però a lui gli piaceva anche un altro tipo di pan. E io per contentarlo avevo sempre a chiovere in un panificio d'ogni chi. E era un pan semplice, perché era un pan cornetto. Mica di cui serve, però allora fa benissimo perché sono bravi di fare pan. Lauro, è già pronto il pan? Sì, vi cacale, pronto, appena viene fuori. Benissimo. Eccolo. La coce è un prodotto che è facile di coltivare agli orti, è un alimento puro. E diciamo che in casa era sempre, non facevi come il pane, facevi anche altri prodotti, tipo il giuffo. Ecco, qui le dimesserà un bel po', che ci vuole, così entra bene l'uvette. Le nostre nonne preparavano il dolce per i frutti che giravano attorno a torno, avevano appiccicottato che avanzava. Diciamo che era già vonde il pan dolce fatto con la coce, bastava che un po' di zucchero, se erano in spoglie anche. E che il chi, cada 2 anni, al fas 100 anni, lo ha fondato mio nonno. Allora, praticamente, sì, noi ci facevamo il pane a casa con la coce o altri prodotti con la coce. Che succede? La settimana santa, Wiener Sant, era tradizione che venivano qui all'Estifor, con i geis, proprio il gei che avevano già sulla blava dei chiami, mettuto un tavoie, mettuto il loro impasto che fattiase, e venivano qui, io, mio padre e mio zio si mettevano qui a produrre queste focacce che dopo loro venivano a Tiolo, sono volte quette. Allora era bello perché era una concorrenza spietata. Venivano qui che là e che di Teresina, che là, il destino è più bello, più c'è bello che là.
Una volta era più fan e bastava poco per dire c'è buono che il pan che il pan dolce c'è buono. Una volta mettevi un po' di zucchero, un inino di coce, facevi delle sbalute e lo vendevi per pan fof. E come invece è più difficile. Però io avevo che mantenere la tradizione. Avevo che comunque la gente a piacere, ecco. Avevo un prodotto che continua a esistere, dagli anni, prodotti che a Santa io facevo in questi nonni, ecco. C'è che l'estate una volta, c'è che mi hanno contato, ecco, c'è che l'era una volta, arriva in cima a Falk. A far vedere che si può mangiare in cima come una volta. La mia bottega è aperta dal 1966, quindi è un'attività artigianale presente in Udine da tantissimo tempo. Quando io l'ho rilevata nel 99 volevo non solo creare un'attività artigianale in centro a Udine, ma soprattutto volevo creare in qualche modo una comunità di artigiani, un luogo in cui gli artigiani possono trovare uno spazio in cui tenere i loro workshop, magari ritrovarsi, magari parlare fra loro, progettare, programmare, esprimere i loro desideri per un'attività che è difficile poter espandere in centro città. Io non sono nata qui, ma amo tantissimo questa terra e quindi l'ho adottata non solo nel cuore, ma anche nell'impresa. Ogni anno noi creiamo sia un'attività espositiva, una mostra in genere dedicata a un tema specifico, sia un compra in bottega dedicato più all'attività diciamo di vendita dei nostri prodotti sotto Natale e poi varie altre possibilità di incontro, sempre che generano sempre unione. Di solito sono una trentina di attività che partecipano a questo tipo di iniziative. Fare gruppo è essenziale nel nostro lavoro. Noi siamo tutti piccolissimi, microimprese, le famose microimprese che però sostengono non solo il paese ma anche la nostra regione.